Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a pronosticare le partite di Champions League. Lo so, questo video doveva uscire domani, martedì, però ho detto vabbè lo faccio uscire ora, essendo che avevo pochi contenuti da portarvi, avevo solo un contenuto che vi porterò nel pomeriggio penso, o all'1:30 oppure nel pomeriggio, non so quando farlo uscire il prossimo, questo qui dovrei farlo uscire più o meno verso mezzogiorno meno 20, mezzogiorno meno un quarto, più o meno, massimo mezzogiorno meno 10, più o meno. Vabbè, in questo video andiamo come vi ho detto, pronosticheremo tutte le partite di Champions, dalla prima all'ultima, e poi magari la partita del Napoli, non la commenterò, non farò i pre-partite oggi, ma lo farò stesso mercoledì. Penso di farlo stesso mercoledì, registro il video e poi lo pubblico. Però vabbè, non mi voglio dilungare troppo. Direi di iniziare subito. Allora, la prima partita che si andrà a giocare è Kairat Olympiacos. Kairat Olympiacos secondo me finirà per 0-0. X, quindi se ve lo volete giocare. Non sarà una partita, secondo me, tipo Atalanta-Chelsea, cose del genere. Non ci saranno tanti gol, non è un big match, non ci sarà tanto spettacolo, perciò no, ho deciso dello 0-0. Intanto la maglietta di De Bruyne, eccola qua. Ieri nel post partita non ho messo nessuna maglia, cioè volevo mettere quella di Haaland, però doveva lavare e poi mi sono dimenticato di mettermi questa, però vabbè. Allora, poi abbiamo Bayern Monaco, Sporting Lisbona. Secondo me finisce 1-0 per il Bayern Monaco, segna Kane, quindi 1. Sarà una partita, diciamo che il Bayern Monaco la dominerà fino al primo minuto. E poi segnerà verso il secondo tempo, verso la metà del secondo tempo. E poi il Bayern Monaco si inizierà, diciamo, a chiudere in difesa e a lasciare magari pochi spazi a fine partita allo Sporting Lisbona. L'Atalanta-Chelsea 2 finisce 2-0 per il Chelsea. 2-0 per il Chelsea, doppietta di Estevaio. Poi Monaco-Galatasaray, partita a parer mio, non come carattere Olympiacos, non tanto bella, però secondo me alla fine la andrà a spuntare Sané all'85 minuto per l'1-0 Galatasaray. Poi Union SG Marsiglia X 0-0. PSV Atletico Madrid 1 la va a vincere il PSV per una scelta diciamo un po' azzardata che ho fatto, però secondo me lo vado in questo momento, vedo il PSV giusto poco superiore all'Atletico Madrid. Finisce appunto 1 vittoria PSV per 2-1. Segna Dennis Mann, ex Parma, fa doppietta e per l'unico gol che andrà a segnare l'Atletico Madrid lo segnerà Giacomo Raspadori, che tra l'altro ha la maglietta dell'Atletico Madrid con 22 dietro con scritto Raspadori. Vabbè, poi Barcellona Eintracht Francoforte 1 segna Yamil Yamal per l'1-0. Inter Liverpool, big match. La va a spuntare il Liverpool per 2-0. Secondo me si sblocca Isaac
e segna anche Federico Chiesa. Poi Tottenham Slavia Praga 0-0 X. Non sarà una partita, cioè la maggior parte di questa giornata di Champions non sarà, le partite non saranno così spettacolari. Poi, se mi vedete con la voce un po' così, perché sto ancora, diciamo, tra virgolette, con voce bassa dopo la vittoria di ieri del Napoli. Se volete andatevi a recuperare il video e lasciate like. Poi Villarreal Copenaghen X0-0. Karabag Ajax, ennesima partita da 0-0. Siete in partite, secondo me, non soprattutto Karabag Ajax, secondo me le squadre non sono pronte proprio a giocare una partita di Champions. Magari l'Ajax è un po' più pronta, più esperienza in Champions, però secondo me il livello è pari, perciò dico il pareggio. Poi abbiamo Leverkusen Newcastle. 1 la va a vincere il Bayer Leverkusen per 1-0. Schiek. Scusatemi i tifosi del Bayer, del Borussia scusate, del Bayer Leverkusen per la pronuncia. Real Madrid Manchester City, big match. Secondo me esce fuori un 2, vittoria del City per 1-0. Haaland, si va a segnare Haaland. Benfica Napoli 2, vince il Napoli per 2-0, 0-2, scusate, perché gioca in trasferta il Napoli, gioca a Lisbona, se non mi sbaglio, ora adesso non mi ricordo dove si trova Benfica. Vabbè, secondo me ci segna McTominay e Neres. Poi Club Brugge Arsenal, gol. Si andranno a segnare entrambe le squadre. Poi Athletic Bilbao PSG 2. Vince il PSG con Kvaratskhelia per il gol dell'1-0. Poi Juve Pafos che ha battuto Forza Napoli sempre. Juve Pafos, gol. Borussia Dortmund a Bodo Glimt X0-0. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, mi raccomando iscrivetevi al canale che mancano sempre meno ai 150 iscritti, tipo un 4 iscritti ci mancano e l'obiettivo ovviamente sono i 200 iscritti. Mi raccomando lasciate like sotto questo contenuto, ciao!